Congresso mondiale delle famiglie, secondo giorno, ed oggi Verona è una città blindata tra manifestazioni e contromanifestazioni, convegni. In mattinata il flash mob ed il convegno Libere di Scegliere, organizzato da CGIL Cisle Uil e dalle associazioni femministe, in risposta al Congresso delle famiglie e alle polemiche divampate nelle ultime ore, a partire da quella del gadget distribuito ieri raffigurante un feto in plastica. È inaudito, ha detto l'ex ministra Livia Turco, intervenendo al convegno, distrugge un valore fondamentale della Costituzione basato sulla persona. Per l'ex ministro il congresso poteva tenersi, ma sono le idee ed i contenuti portati avanti che sono assolutamente sbagliati, ed oggi siamo qui in tante, ha concluso, per difendere le conquiste faticosamente ottenute dalle donne. Sulla stessa linea l'ex presidente della Camera Laura Boldrini: quel gadget è semplicemente mostruoso, è un messaggio terribile che vuol far passare il ragionamento che le donne che abortiscono sono assassine. Penso, ha aggiunto Boldrini, che i signori del governo che vanno ad una manifestazione dove invece si tolgono diritti a interi gruppi sociali non ci rappresentano, non rappresentano l'intera nazione. Allora siamo qui per dire non nel nome nostro, ministro Salvini. Oggi pomeriggio infatti è atteso il ministro dell'Interno, con lui anche il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, e proprio la presenza di esponenti del governo al Congresso mondiale della famiglia è al centro delle contestazioni. Rete della Conoscenza, Coordinamento Universitario e Unione degli Studenti chiedono le dimissioni del ministro dell'Istruzione Bossetti, oggi tra i relatori, e la tensione è altissima. Verona è blindata per le manifestazioni organizzate da sindacati, sinistra, movimenti femministi ed antagonisti. Sono attese 20.000 persone. La questura è allertata, si temono scontri ed infiltrati. Alle 14 partirà il corteo dalla stazione di Porta Nuova. La situazione è costantemente monitorata dalle forze dell'ordine e da 200 telecamere di videosorveglianza, già a partire dai caselli di Verona Sud sulla A4 e Verona Nord sulla A22 del Brennero. Zona rossa fissata in piazza Bra, in particolare il Palazzo della Gran Guardia, dove è in corso il congresso.